Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Amici telespettatori di Gold 78, buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto spazio di Penalty Play, tutti i pomeriggi da non perdere questo appuntamento dedicato all'approfondimento sportivo e non solo, tra le 14.30 e le 15.30, per raccontare naturalmente anche e soprattutto gli avvenimenti sportivi della settimana, però è anche vero che soprattutto il giovedì ci concediamo una pausa e in quel caso parliamo spesso e volentieri di cultura, di teatro, di musica e di spettacolo in genere. Oggi martedì, puntata dedicata interamente come al solito al calcio giovanile. Vado subito a salutare naturalmente il nostro Salvo Pappalardo. Ben trovato, Salvo. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora Salvo, abbiamo sempre il solito quesito, che facciamo? Caffè oppure in questo caso digestivo? Perché è stata una settimana piena di finali regionali. Per me un caffè andrebbe molto bene. Perfetto. Chissà se prende caffè il nostro ospite, il nostro mister per l'occasione, tra l'altro vice campione regionale per quanto riguarda la categoria giovanissimi. Abbiamo Sirio Silvestri. Ciao Sirio, ben trovato. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Complimenti. Grazie. È stata una stagione dura, anche se si è perso, conta poco. No, vabbè, le sconfitte poi fanno parte anche di quelle vittorie sotto morali per quanto riguarda poi la crescita dei ragazzi. Tra l'altro per te è stato un anno importante perché come se fosse un tuo debutto ufficiale in panchina. Sì, diciamo che... Avevi già avuto altre esperienze. Sì, altre esperienze, voglio dire, poi anche con i ragazzi attuali. L'anno scorso ci siamo ritrovati ad affrontare un campionato sperimentale, tra l'altro vinto, abbiamo affrontato anche altre finali. Poi... Su questa base abbiamo comunque strutturato questo gruppo con l'obiettivo di arrivare fino alla fine. E ci siamo arrivati. Che non è da tutti. Assolutamente, tra poco ne parleremo nei dettagli. Subito la schermata per quanto riguarda i contatti con Penalty Play. Abbiamo il solito numero WhatsApp 328 53 58 101 ed infine anche un indirizzo email format@penaltyplay@tiscali.it. Salvo Pappalardo, questa Catane Soccer che ci ha sorpreso perché comunque ha dimostrato di avere lavorato sicuramente a grandi livelli, la soddisfazione di insomma portare una squadra nella finalissima regionale e la dimostrazione appunto che il lavoro intrapreso già da qualche anno sta incominciando a dare i suoi frutti. Beh, questo è evidente, non è oggi che comincia la storia di questa nuova società. Ha fatto tanti progressi, ha sviluppato anno dopo anno una serie di risultati interessanti, ma soprattutto ha messo in evidenza un vivaio enorme. Questo secondo me è la cosa principale. Infatti stiamo anche guardando questa bella fotografia, caro Silvio, che vi vede tutti insieme. È stato un gruppo che sicuramente seguendolo già dall'inizio ti ha dato delle grossissime soddisfazioni ed è un'età, quella dei giovanissimi, che come tutti ben sanno è molto più difficile rispetto a quello degli allievi. Sì, hai detto bene, è un'età molto delicata.
Questa è l'età dove il carattere deve essere forgiato al 100%. Infatti io ho ripetuto spesso ai ragazzi, non importa la vittoria numerica, quello che conta è la vittoria dal punto di vista mentale, caratteriale. Chiaro, il campionato chiaro. giovanissimo è un campionato dove la strutturazione caratteriale è importante, per poi affrontare successivamente quello che è il campionato allievi, dove quell'aspetto più importante è l'aspetto della personalità, per poi effettivamente uscire, approcciarsi in quello che è il loro futuro calcistico da juniores fino alle categorie. Parla già da allenatore serio, Salvo. Vogliamo fare i complimenti a Silvio perché vedo che è strutturato sia dal punto di vista tecnico, ma su questo non avevamo dubbi, però c'è un'ulteriore conferma sulla personalità da allenatore che vive con i giovani e parla il linguaggio dei giovani. Beh, questo è essenziale, un allenatore ormai con la A maiuscola perché ha saputo lavorare nel tempo e adesso raccoglie i frutti, però il problema è il futuro. Secondo me dovrebbe continuare su questa strada. Bene. Questo è un consiglio che ti dà un grande uomo di sport, di grande esperienza, qual è appunto Salvo Pappalardo. Qual è stato il momento più importante della stagione, il momento in cui vi siete resi conto di avere una squadra ed uno staff che poteva veramente ambire al successo finale? Ma per quanto riguarda quest'anno non ho avuto dubbi sulla forza del gruppo, sulla forza dei ragazzi. Più che altro questa domanda che mi fai la rivolgo all'anno prima, quando al primo impatto avuto con i ragazzi, quando li ho presi, ho capito che ci potevamo divertire sotto tutti i punti di vista. Loro avevano bisogno comunque di una crescita. Questa crescita piano piano è avvenuta, ma non perché abbiamo vinto il campionato sperimentale, perché vedevo in loro quel coinvolgimento tecnico, tattico, mentale, sotto tutti i punti di vista. Allora, quando hai delle risposte da parte dei ragazzi, che non sono i grandi, perché i grandi ti danno delle risposte scontate, invece i ragazzi ti aprono a situazioni, a orizzonti a 360 gradi, è là la meraviglia. E da lì capisci quello che ti trasmette il ragazzino. E ti posso assicurare che sono ricordi anche tuoi personali che porterai per sempre nel tuo bagaglio tecnico. È vero, è verissimo. Te lo dico per esperienza personale, dato che io ho lavorato tantissimo con i ragazzi, e veramente, guarda, dopo, a distanza anche di 20-30 anni, quel ricordo è talmente fotografato nella loro mente che rimarrà indelebile anche per te stesso. Ma ti fortifica anche come persona. Io mi sento più forte da questa esperienza, ne esco ancora più forte. E il messaggio più importante che si possa dare, caro Salvo, è proprio quello di lasciare un ricordo indelebile nella mente di questi ragazzini. Beh, questo sono sicuro, perché un bravo allenatore lascia sempre il segno, soprattutto negli anni poi futuri. Tu sei un esempio praticamente vivente, ancora oggi qua che tu sei con noi, così bravo, così sempre pronto alla battuta, ma soprattutto i ragazzi seguono la mentalità, la forma mentis di chi li ha sempre educati. È stata un'accoppiata vincente per il Calcio Sicilia qua in Sicilia, sia per quanto riguarda la vittoria nel campionato regionale giovanissimi che per quanto riguarda anche il campionato allievi. Un'accoppiata che più tardi anche il direttore sportivo del Calcio Sicilia ci racconterà attraverso un collegamento telefonico in diretta. Però adesso guardiamo anche in prospettiva. La squadra siciliana del Calcio Sicilia andrà a scontrarsi contro la squadra calabrese del Segato. Ci guardiamo proprio l'incontro finale vinto dalla squadra calabrese nei confronti dell'Isola Capo Rizzuto. Certi appuntamenti non basta raccontarli, bisogna viverli, respirare l'aria che li circonda, avvertire la trepidante attesa dei protagonisti, conservare gelosamente ogni ricordo ad essi legato. Oggi, 19 maggio 2018, è uno di quegli appuntamenti da affrontare con coraggio e rispetto, con sudore e passione, per coronare un sogno, per onorare i sacrifici, per prendersi la gloria. Dal Centro Sportivo Federale in Catanzaro un caloroso benvenuto amici in ascolto da Claudio Costanzo. Questa è la finale regionale allievi calabrese, questa è Isole di Capo Rizzuto Segato.
Crotонesi di mister Zangari che hanno sbaragliato gli avversari dello Sporting Club Corigliano per 4-0 in semifinale, Regini di mister Assumma che hanno superato ma sofferto la scuola calcio Taverna grazie alla rete di Militano. Dirige l'incontro il signor Fabrizio Perri di Lamezia Terme. Casacca rossa per l'Isola che scende in campo con Giardino, Marchio, Rillo, Pittella, Gallo, Morrone, Arena, Zicchinello, Manfredi Luigi, Manfredi Giacinto e Lentini. Risponde con gli stessi 11 che hanno avuto la meglio sui catanzaresi del Taverna, eccezione fatta per Tosti che sostituisce lo squalificato Malagreca Lasegato. Per il resto collaudatissimo 4-3-3, Marinaro tra i pali, quartetto con Idone, De Marco, Tosti e Mangano, in mediana Currò, Prochilo e Maesano, tridente con Occhiuto, Militano e Nobile. La Wii Sport al fianco dei bianconeri e il presidente Cassalia in questa rincorsa al palazzo. Grazie infatti alle nostre videocamere abbiamo scoperto tutti i protagonisti di questa sfida. Un'occhiata al cronometro per il direttore di gara Perri e calcio d'inizio. Start al centro sportivo federale di Catanzaro e l'Isola di Capo Rizzuto a gestire il primo possesso, attaccherà da sinistra verso destra. Prima occasione però dopo appena 120 secondi con un'azione personale di Occhiuto, prova col destro, il suo fendente però trova i guantoni di Giardino. Risponde allora al 13° l'Isola di Capo Rizzuto con questa punizione di Manfredi, parata plastica di Marinaro che senza fronzoli vuole allontanare il pericolo in corner. Al quarto d'ora Idone con il numero 2 sulle spalle si fa questo cost to cost, poi pensa anche un pallonetto, stava per crollare la tribuna del centro sportivo federale Catanzaro per questa azione personale del giovane terzino di mister Assumma. A seguire però al 30° triangolazione Currò Militano che libera quest'ultimo a tu per tu con Giardino, apre il piattone mancino, colpisce però solo il palo alla sinistra dell'estremo difensore crotonese. Poi sul tapino non è riuscito Prochilo a indirizzare verso la porta, ancora invece è Idone con molto coraggio a insinuarsi tra le maglie rosse. E l'ultima azione però del primo tempo, il duplice fischio del direttore di gara Perri manda le squadre a riposo ancora sul parziale di 0-0. L'occasione più ghiotta alla mezz'ora per Militano, si torna in campo però con gli stessi 22 a parti invertite. Passeranno appena 4 minuti con questa progressione di Nobile che dialoga con Prochilo, spacca in due la retroguardia crotonese, prova ad andare col destro, tiene lì il pallone però il classe 2001 Giardino. Al 53° però episodio che cambia la gara, entra in area Militano atterrato da Marchio, non viene ravvisato il contatto dal direttore di gara bensì il tocco con la mano del difensore della formazione crotonese. Possiamo qui rivedere Arlanti come fermi il pallone prima del sopraggiungere di Nobile anche dalla nostra inquadratura dietro la porta. Ora l'occasione dagli 11 metri di sbloccare la gara è per Carlo Mangano che posiziona il pallone sul dischetto, guarda negli occhi Giardino, fischio del direttore di gara Perri, rincorsa e Mangano porta in vantaggio Lasegato. Al 53° cambia il parziale al centro sportivo federale di Catanzaro. Lasegato è passata in vantaggio dagli 11 metri con Carlo Mangano, tra i più brillanti dei suoi in questa finalissima del campionato allievi regionali calabrese. Può sfruttare così il vantaggio la formazione di mister Assumma che di lì a un minuto avrà anche una ghiotta occasione con Occhiuto dai 30 metri, va col destro a giro sulla barriera, colpisce la traversa, la scheggia con questa parabola impossibile che aveva trovato di sasso Giardino. Riapprezziamolo anche da dietro la porta. Ancora Segato 60 secondi dopo con Militano che sprinta veloce sul binario mancino, viene atterrato, il contatto era risultato piuttosto netto nell'occasione, ha lasciato correre però il direttore di gara Perri. Minuto 71, la Segato chiude la partita, azione di Occhiuto, scambio rapido con Militano, va sul primo palo e batte Giardino, e ora 0-2. Formazione bianconera a un passo dalla vittoria della Coppa. A raddoppiare è stato Vincenzo Occhiuto al termine di un'azione magistrale. Ha dialogato prima col compagno di squadra Nobile, poi triangolato con Militano, si è liberato a tu per tu con Giardino e l'ha freddato sul proprio palo. Di lì a poco lascerà campo anche al compagno di squadra Punturiero. Può ora mandare in campo forze fresche, infatti mister Assumma 4 minuti dopo staffetta tra Cama e Maesano. Nel finale scampoli di gara anche per Alessio De Gaetano, fresco della convocazione e la rappresentativa dilettanti under 15 che prenderà il posto di Militano. Al primo minuto di recupero però c'è spazio anche per questa splendida parata di Marinaro che nega il gol del possibile 2-1 a Ciamei, apre il guantone e lascia la propria porta inviolata, come del resto in tutte queste fasi finali. 82° Idone ancora birra nelle gambe per mettere questo pallone dentro, prova ad avventarsi De Gaetano che però calcia su un difensore.
terzo minuto di recupero, Nobile lanciato verso la porta avversaria, viene falciato da Giardino, non potrà che estrarre il cartellino rosso il direttore di gara. Perry ne segue un parapiglia che vedrà anche coinvolti diversi giocatori, e l'Isola Caporizzuto si aspettano pesanti squalifiche da parte del giudice sportivo. Sarà costretto infatti al triplice fischio anticipato il direttore di gara Fabrizio Perri di Lamezia. Game over al Centro Sportivo Federale di Catanzaro. La Segato è campione di Calabria per la categoria allievi 2001-2002. Alla prima partecipazione a questo campionato porta a casa la coppa senza subire gol nelle fasi finali ed estasiando il pubblico con un gioco arioso e ricercato. Complimenti alla formazione di mister Assumma, che si iscrive così di diritto nella Hall of Fame del calcio giovanile d'Aspromonte. Complimenti dunque alla squadra del Segato che accede alla fase nazionale e al 99% sarà la squadra che incontrerà il Calcio Sicilia nel prossimo incontro appunto delle fasi nazionali del campionato allievi regionali. Certo che questa accoppiata, Sirio, non ci ha sorpreso più di tanto, però è anche vero che insomma si sperava quantomeno in voi oppure nella Ribolla di fare uno scherzetto alla squadra blasonata di Dell'Orzo. Sì, effettivamente parliamo comunque di una società organizzata, no? Quella del Calcio Sicilia, è attrezzata in tutte le categorie ovviamente per giocarsi fino alla fine quelle che sono le finali regionali. Adesso si confronterà con altre realtà, certo. Parliamo di una realtà, quella della Segato Viola, che è altrettanto organizzata e attrezzata come il calcio Insomma, Sicilia. non sarà una partitella facile. No, non sarà la classica partitella che possibilmente siamo abituati a vedere durante l'anno, ma il livello già è abbastanza alto. D'altra parte, Salvo, quando si accede ad una fase nazionale, gli scontri sono più di qualità oltre che di quantità. È chiaro che in una fase pre-finale è più facile incontrare società certamente non al top e quindi insomma il livello è decisamente più basso. Superata questa prima fase, ogni partita diventa quasi una finale. Beh, è chiaro, perché evidentemente ormai ci conosciamo tutti, siamo sempre i soliti, da 20 anni, 30 anni in Sicilia, gira e rigira, ci conosciamo tutti. Poi dopo, oltre lo stretto, non è mica facile. Incontrare una squadra di Perugia o di Brescia, o che so io, è una realtà, come dice il mister Silvestri, certo, completamente diversa, con basi soprattutto diverse. Perciò può succedere di tutto. E vedremo cosa succederà. Certamente ogni partita sarà veramente un ternallotto, sia per quanto riguarda la squadra giovanissimi che la squadra degli allievi. Ritorniamo a parlare dei giovanissimi regionali, di questa sconfitta 1-0 appunto con il Calcio Sicilia, sconfitta maturata tra l'altro all'inizio subito del secondo tempo. Onore comunque a questa squadra, perché comunque credo che abbia ancora una volta dimostrato di essere sicuramente una squadra difficilmente da battere, questo Calcio Sicilia. Sì, vabbè. Lì è anche giusto analizzare la partita in tutti i suoi particolari. Chiaro. Giocavamo comunque in un contesto familiare, molto palermitano. Molto palermitano. Si giocava a Carini, se non sbaglio. Sì, a Carini, quindi possibilmente io interpreto la situazione anche in maniera diversa, no? Fantastico, ho fantasticato chiaro. Dopo la partita con i miei ragazzi, possibilmente anche con la società, possibilmente se avessimo giocato in un altro campo qualche punto in più forse probabilità sarebbe stato dalla nostra parte. Esatto, anche perché il contesto io lo leggo allo stato emotivo dei ragazzi. Perché il ragazzo giustamente a quell'età lo stato emotivo è fondamentale. È micidiale, ti massacra. Salvo, dice bene mister Silvestri, lo stato emotivo quando si va a giocare una finale è pazzesco, cioè non è pensabile per chi non ha vissuto in prima persona quei momenti.
Beh, è evidente, io, tu, la nostra generazione di questi momenti ne ha vissuti moltissimo, però c'era gente come Peppetto Fichiera che era gelido, freddo, poteva giocare nel Milan e nella Juventus freddo, o Stefano Musumeci, un grande giocatore, freddo ancora. Non parliamo di Armando Todoro che è stato il primo Pirlo catanese a giocare in campo nazionale. È chiaro che la psicologia infantile dell'età evolutiva e infine la psicologia generale influisce moltissimo sull'andamento della psiche di un ragazzo. Mi piace questa definizione, anche perché come al solito il libro dei ricordi di Salvo Pappalardo ci fa ritornare in mente nomi che probabilmente non tanto assidui. Se il mister mi vuole smentire, io sono come fa a smentirti? Se qualche telespettatore vuole chiamarmi... Sono parole illuminanti. Infatti, te l'ho detto, io a te devo mettere lì un bel libro dei ricordi, in modo così ogni volta che parliamo di qualcosa... Lo stai scrivendo. Allora, guardiamoci a questo punto dei frammenti di questa partita persa dalla squadra di Sirio Silvestri per 1-0, squadra vincente il Calcio Sicilia, che disputerà la seconda parte delle finali nazionali del campionato giovanissimi. Dal Pasqualino Stadium di Carini, buon pomeriggio e benvenuti alle finali regionali dei campionati giovanissimi ed allievi. Grande entusiasmo già sulle tribune che possono contenere 1000 spettatori. La prima partita sta per iniziare, è la finale del campionato giovanissimi di fronte al Calcio Sicilia di Angelo Caracausi e la Catane Soccer allenata da Andrea Silvestri. Calcio Sicilia con Misseri, Trepali, Ficarra, Megna e Cutrona, Parisi, Giammona Drago, Caracappa, Bonomo, Polizzi ed Albanese. L'allenatore è naturalmente Angelo Caracausi. In panchina con il numero 12 Girgenti, con il 13 Gravante, con il 14 Scalavino, con il 15 Montana, con il 16 Livolsi, con il 17 Colombo, con il 18 Ingallina. Catane Soccer in maglia bianconera, pantaloncini bianchi con riporti neri, si schiera con Luca Carmelo Pulvirenti Trepali, Nicolosi, Toro Morales, Domenico Privitera, Condorelli, Domenico Pulvirenti, Geremia, Castorina, Limonelli e Prati. Occhio a Castorina al centravanti, ha segnato 30 gol, nazionale under 15, domani partirà proprio per rispondere alla convocazione in maglia azzurra. Avvio della partita, gli ordini dell'arbitro Nicolò Logaio di Trapani, sta per prendere il via in questo istante. Vedete tifosi del Calcio Sicilia inquadrati, Misseri a 10 secondi dalla fine del tempo regolamentare. Caracappa, lancio in profondità per Drago, gol! No, ci eravamo fatti ingannare anche noi. Più propositiva la squadra di Angelo Caracausi, e proprio allo scadere ha avuto un'occasionissima con Drago, che a porta spalancata, dopo aver superato il portiere Luca Pulvirenti, non è riuscito ad inquadrare i pali della porta. Intanto ospite graditissimo il presidente del Calcio Sicilia, Santino Lopresti. Buonasera presidente, grazie di essere ai nostri microfoni. La festa del calcio siciliano, così abbiamo detto, qual è il bilancio quando ormai ci approssimiamo alla fine della stagione sportiva? No, il bilancio è soddisfacente, io vedo che di anno in anno, come dire, anche con alcune novità o piccole novità che noi abbiamo apportato, c'è questo entusiasmo. Vedere oggi anche questa tribuna, diciamo non quasi piena, però molto partecipata, perché capisco... È colorata, anche colorata. Ecco, colorata, ci sono i genitori, ci sono tanti altri bambini, ecco, vedere questa cosa è estremamente importante. Lo spirito che noi facciamo, quello di concentrarle, è sempre lo spirito di mettere assieme, come vedete, genitori delle squadre, diciamo, diverse, perché noi vogliamo che questo spirito dello stare insieme, ecco, sia, come dire, prevalga su tutte altre cose. Questa è un'unica tribuna, ecco, non ci siamo posti un problema, perché io penso che tra i genitori devono capire che i loro figli vogliono giocare in campo, non vogliono acchiapparsi in campo.
perché spesso quando i bambini vedono i genitori che si acchiappano dicono mamma, ma io volevo giocare, perché mi acchiappate? Quindi voglio dire, ecco, questo noi è lo sottolineiamo spesso, che il problema spesso è di noi genitori, di noi genitori e che perdiamo anche il senso non solo della genitorialità, perdiamo il senso anche di essere adulti, perché l'adulto è il punto di riferimento del minore, quindi al di là di essere genitore si perde anche questo senso di essere adulto, e allora l'adulto di per sé deve trasmettere valori positivi e non negativi. Seguendo adesso con attenzione, intanto prende il via il secondo tempo della partita, seguendo con attenzione il calcio giovanile, vedo che l'impiantistica è migliorata, ci sono impianti come questo, come tanti altri, molti impianti in erba sintetica, devo dire il campo in terra battuta che prima era una consuetudine, adesso per fortuna è diventata una rarità. Però ancora la Sicilia soffre molto perché abbiamo un numero di strutture, di impianti che non soddisfano appieno tutte le esigenze di quella che è... Intanto pallone in profondità e c'è il gol! Il gol del calcio Sicilia! 1-0 subito in avvio di partita dopo 30 secondi di gioco, calcio Sicilia 1, Catane Soccer 0, tutti in campo a festeggiare, vediamo il pallone in profondità e la rete ci è sembrata di Drago, se non sbaglio è Drago. 1-0 il punteggio, calcio Sicilia che sblocca la punizione per la Catane Soccer allo scadere del quinto minuto di recupero, il traversone al centro, lottano tutti, il colpo di testa e finisce qui, il calcio Sicilia è campione regionale, i giovanissimi hanno vinto, campioni! La squadra di Angelo Caracausi batte per 1-0 con gol di Drago al primo minuto della ripresa la Catane Soccer e si laurea campione regionale del torneo giovanissimi. Ce l'abbiamo fatta. Un anno di fatica ripagata nel migliore dei modi. Non ci sono parole. Purtroppo il prof oggi è stato squalificato per un mese e ha sofferto da fuori. Un leone in gabbia. Ma i ragazzi sapevano dove ero e li ho incitati fino alla fine. Beh, uscite a testa alta da questo incontro lo stesso, Sirio, no? A prescindere da qualche insomma, svarione più o meno regolare da parte anche della terna, perché giustamente i tuoi ragazzi non erano neanche abituati a giocare una partita importante con una terna arbitrale. Sì, hai ragione. No, io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, anzi piuttosto sono contento, soddisfatto e sottolineerei orgoglioso del cammino, di quello che hanno fatto questi ragazzi, perché non è da tutti arrivare alle finali regionali. Sono d'accordo. Hanno fatto qualcosa di straordinario sotto tutti i punti di vista. Poi analizzando la loro crescita sono ancora più contento. Assolutamente. Allora, per chiudere questa prima parte voglio parlare anche di un altro ruolo che il nostro Sirio occupa all'interno del mondo dello sport, del calcio, in questo caso del beach soccer. Lo so che per te quando parliamo di beach soccer salti in aria perché non hai un grande amore sul beach, Salvo. Allora, se vogliamo essere sinceri, sì, era il 1963. Che ti ho detto, mi hai riaperto la pagina dei ricordi. Paleno, beach soccer, l'ho inventato io. Ah, bene, ho capito. Perché il pallone lo portavo. No, il pallone lo portavo io, penso, o si giocava o si giocava. E giocavi tu obbligatoriamente? Obbligatoriamente. E poi ero molto bravo sulla sabbia. Beh, sulla sabbia però non esistevano ancora le porte classiche, si giocava possibilmente con due secchelli. No, avevamo proprio due
l'ho rubati ai miei Sì? due palette. Due palette di qua, due ho palette capito. di Quindi là. insomma da ciò nasceva anche il beach grazie al nostro... Sì, perché la cosa più bella e simpatica del beach soccer dell'epoca era quello di giocare schietti e ammogliati, finiva sempre a rissa. Certamente. Bene, allora perché parliamo di beach? Perché insomma oltre a essere allenatore del settore giovanile della Catane Soccer, il qui presente è anche allenatore della Sicilia Beach Soccer invece di stagione estiva. Sì, diciamo, il campionato di Serie A che ci vedrà comunque partecipi coinvolti in quelle che saranno le tappe di Cagliari, San Benedetto e Napoli, con in mezzo la Coppa Italia a Viareggio. Partirete adesso per la prima trasferta 8, 9 e 10 di giugno. 8, 9 e 10 di giugno con Terracina, Lamezia e Canalicchio le squadre I primi incontri. Con la quale ci confronteremo. Poi ci sarà la seconda, diciamo, settimana, si giocherà, se non sbaglio, a distanza di 5 San Benedetto del Tronto, perfetto. E poi dopo la terza ed ultima fase giocherete chiaramente a Giuliano. Poi Giuliano di Napoli, che squadra avete per questa stagione? Una squadra comunque improntata più che altro sull'entusiasmo, sul divertimento, ho coinvolto ragazzi che comunque giocano nelle squadre locali dell'Interland catanese, provincia, riconoscendo in loro quello che poi effettivamente richiama per strutturazione la sabbia, dove ci vuole alta abilità tecnica e grande qualità fisica, e grande qualità atletico, non fisico. Ci si inventa sulla sabbia ormai. Ma perché la sabbia dal punto di vista energetico assorbe tantissimo. Impressionante. Quindi queste sono più o meno le caratteristiche. Effettivamente non a tutti piace la sabbia, giocare sulla sabbia, anche se io lo ritengo uno sport in continua evoluzione. Molti diventeranno principalmente giocatori di beach ormai. Questo è l'obiettivo anche credo della federazione. È uno sport davvero spettacolare, perché i gesti atletici sulla sabbia sono fondamentali e spettacolari per quel che concerne mezze rovesciate, colpi di testa in tuffo. Bene, insomma, sarà un'altra stagione intensa. No, uno sport che comunque sta crescendo, grazie anche da dire alla cultura brasiliana, che i brasiliani nascono sulla sabbia, come diceva il signor Pappalardo, lui portava il pallone, i brasiliani la mattina scendono sulle spiagge di Copacabana, vivono tutti i giorni con la palla sulla figuriamoci che qualche amico brasiliano mi ha raccontato, loro giocano a 11 sulla sabbia. Addirittura. Pazzesco, noi non sappiamo come, però giocano, comunque giocano. Va bene, allora un in bocca al lupo per questa stagione nuova che partirà praticamente a giorni con il Sicilia Beach Soccer, un in bocca al lupo anche per la nuova stagione poi giovanile con la Catane Soccer. Ci saluti chiaramente tutto lo staff tuo dirigenziale, con in testa Pellegrino, con la Marletta, che so che sicuramente stanno già lavorando per la nuova stagione, perché se non ci si organizza in tempo poi dopo si arriva troppo in ritardo. I risultati effettivamente non li ottieni, se non hai una programmazione iniziale, certi risultati non li ottieni. Bene, grazie dunque a voi, Silvestri. grazie, è stato un piacere. E ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo ancora di calcio giovanile, ma soprattutto riflettori sul calcio Sicilia. A tra poco. Audio Jungle. L'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la quinta edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 19.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27. Giugno 2018, quinta edizione dei Penalty Awards. Il calcio dilettantistico va in passerella. Vi aspettiamo tutti presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Ancora una volta, in prima fila, il calcio dilettantistico siciliano. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, amici del calcio giovanile siciliano. Siamo nella puntata dedicata interamente ai giovani, stagione che si è conclusa almeno per quanto riguarda la sua fase regionale con le 2 finali allievi e giovanissimi, entrambe vinte dal Calcio Sicilia. Tra pochissimo ci collegheremo con il direttore sportivo del Calcio Sicilia, prima un'altra battuta con il nostro Salvo Pappalardo. Diciamolo pure, ci sorprende poco il fatto che comunque Palermo ancora una volta dimostri di avere sicuramente grandi qualità organizzative, soprattutto nel settore giovanile. Sì, questo è un fatto storico, oserei dire. Palermo ha sempre avuto grandissime società e noi di Catania abbiamo sempre ribattuto. Ora, da un paio di anni a questa parte un po' di difficoltà esistono. Sì, sicuramente. Adesso il Calcio Sicilia è diventato veramente il perno centrale. Tutte le squadre palermitane sono veramente molto belle. Solamente Città di Messina, che dall'altro lato, vicino allo Stretto, sta creando altre cose. Sì. Ma da Catania in giù qualche difficoltà ce l'abbiamo. Abbiamo una fotografia della Cantera Ribolla, che è la squadra degli allievi regionali che poi appunto ha perso la finale contro il Calcio Sicilia. Quindi è la dimostrazione che un derby interno ha fatto sì che comunque il calcio palermitano dimostra ancora una volta di essere in questo momento gli assoluti padroni. Scusa Etto, ma guarda che fisico che hanno questi ragazzi. Sono allievi. Ma sono eccellenti, veramente eccellenti. Indubbiamente. Abbiamo anche una fotografia e tra qualche istante ci collegheremo con il direttore sportivo del Calcio Sicilia, Pietro Dell'Orzo, una fotografia del Calcio Sicilia con l'intero staff, perché lo staff in una società dilettantistica è fondamentale. Se si ha questo gruppo vincente, quindi con un intento unico, probabilmente i risultati ancora una volta arriveranno, no? Sì, ne sono sicuro, perché già si nota la grande passione, l'entusiasmo di queste persone che hanno fatto molto bene. Noi abbiamo qualche difficoltà sui dirigenti giovanili, soprattutto nella provincia di Catania, Salvo? Ma questo è evidente, perché oggi le squadre vengono iscritte, poi non partecipano più, si ritirano e molti dirigenti mancano all'appello. Quindi mancano gli uomini. Mancano gli uomini sicuramente, gli uomini di buona volontà soprattutto. Di grande sacrificio. Grande sacrificio e buona volontà. Perché il calcio, come diciamo sempre, è grande sacrificio, soprattutto seguendo i giovani. Certamente. E chi è diventato sicuramente un personaggio importantissimo nel calcio siciliano, soprattutto legando il proprio nome nel mondo giovanile, è senz'altro il direttore sportivo del Calcio Sicilia, Pietro Dell'Orzo, che abbiamo al telefono. Pronto Pietro? Buonasera, ciao Ettore, buonasera a tutti. Buonasera. Guarda, oggi è stata una puntata che ha incensato meritatamente, devo dire, il Calcio Sicilia. Da dove iniziamo questa chiacchierata? Complimenti. Siete volendo soltanto all'inizio di un progetto nazionale, però rimane intanto comunque un segno fondamentale. Assoluti padroni in questo momento del calcio siciliano giovanile. Sì, noi siamo veramente contenti di aver centrato questa storica doppietta, perché a quanto mi hanno detto la vittoria della stessa società del campionato allievi e giovanissimi insieme non era mai accaduto nella storia del calcio giovanile siciliano, quindi per noi è motivo di grande orgoglio. Per me ovviamente
era giusto dare seguito, no, alla vittoria l'anno scorso dello scudetto nazionale, quindi è normale che giustamente, come si dice, ripetersi è sempre difficile. Lo scudetto è difficile, però siamo riusciti a centrare anche quest'anno questo storico obiettivo, però è giusto dirlo che io cerco sempre, comunque dico, per noi come società non è soltanto importante vincere, ma cercare comunque di formare dei ragazzi, dei piccoli calciatori, comunque, e cercare di portarli nelle società professionistiche. Infatti l'anno scorso, come ho detto tante volte, sì, abbiamo vinto lo scudetto, ma cosa più importante, abbiamo dato diversi giocatori al Palermo, Lucido nel 2002 alla Fiorentina, 3 ragazzi alla Leonce, quindi certo. Questo attesta comunque il lavoro che e adesso a dicembre abbiamo dato un nostro giocatore, Vincenzo Mustacciolo, ha firmato 5 anni di contratto con il Parma, quindi insomma grandi noi... soddisfazioni. Sì. È chiaro che le soddisfazioni nascono attraverso il lavoro, un lavoro sul campo. Quando dico la parola campo, purtroppo qui dalla parte della nostra Sicilia le difficoltà sono considerevoli. Voi lì a Palermo, le vostre strutture riescono a sopperire ai grandi problemi invece che abbiamo qui dalla nostra parte, oppure anche voi soffrite in questo senso? No, devo dire che lavorare in questa società ti permette di lavorare al massimo. Noi soltanto sulla carta siamo una società dilettantistica, infatti abbiamo una grande cosa, oltre a lavorare con tecnici di primo ordine, ovviamente avere il supporto dei nostri presidenti, però abbiamo la possibilità di lavorare in un centro sportivo nostro, dove addirittura si appoggia il Palermo. Noi abbiamo il centro è di nostra proprietà, quindi comunque ci permette di lavorare. Beh, partite allora indubbiamente da una grande base, questo sicuramente è un punto fondamentale, soprattutto quando devi lavorare con i giovani che hanno bisogno un marcamento stretto, continuo, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista tecnico, quindi sotto questo punto di vista avete ancora una volta stravinto il tutto. Per quanto riguarda il proseguo della stagione, le squadre in questo caso, giovanissimi allievi, si stanno preparando, cosa prevede il programma nei prossimi giorni? Sì, ci stiamo preparando, ovviamente abbiamo il doppio del lavoro perché organizzare trasferte, pullman, albergo. Ora dobbiamo andare domenica, giocheremo sicuramente alle 11 contro lo Xerox di Paola, una società di Paola, calabrese, sì. Avremo la prima partita con i nostri giovanissimi, sì. Mentre per quanto riguarda gli allievi il primo turno riposiamo e dobbiamo aspettare il match tra Forza Ragazzi, che è la squadra di Gattuso calabrese, e Lavignano. Pensavo che eravate inseriti nel girone del Segato, allora non siete inseriti nel girone del Segato? No, il Segato penso che non abbia passato il turno, ha vinto, per quanto riguarda gli allievi, hanno vinto Forza Ragazzi, la squadra di ho capito, nello scontro poi dell'interno calabrese. Sì. Qual è il messaggio che vuoi dare per chiudere questo contatto telefonico a tutti i ragazzi che vogliono e credono di poter diventare da grandi degli ottimi giocatori? Qual è il suggerimento migliore che può dare un direttore sportivo che è in continuo contatto con i ragazzi? Ma io voglio dare questo messaggio sia ai giovani che ai genitori che agli addetti ai lavori, perché quando spesso si dice il male del calcio giovanile sono i genitori, no, non sono soltanto i genitori, sono i grandi, cioè genitori e gli addetti ai lavori, che sono i primi a dover dare l'esempio, certo, ai ragazzi e ai genitori. I ragazzi devono essere umili, votati al sacrificio, rispettare quello che dice il mister, quello che dice la società. Insomma, stare un po' in silenzio, spesso e volentieri parlano troppo, un po' di silenzio fa anche bene. Purtroppo, ma anche capire che per arrivare ad alti livelli, per arrivare nel calcio che conta, per cercare, perché non è facile, ci vogliono i meriti, ci vogliono le qualità, ci vuole l'impegno, non si arriva con la raccomandazione. Giusto. Purtroppo queste sono cose che ci sono nel calcio, no? In generale. Certo. Però poi, alla lunga,
i valori vengono fuori. Con questa mentalità devono crescere i ragazzi. Assolutamente. E i miei ragazzi devono crescere con questa mentalità. Concordo pienamente. Tra l'altro la trasmissione Penalty Play coglie un'occasione molto importante con questa comunicazione che ti faccio in diretta, anche se ti è già arrivata ufficialmente, con la consegna per il premio Penalty Awards 2018, il premio Un Uomo per lo Sport, che è stato vinto per questa stagione proprio dalla tua persona, da Pietro Dell'Orzo, che ritirerà il premio appunto giorno 1. Quindi complimenti doppi, perché Grazie oltre alla mille, vittoria grazie. sul campo c'è anche una vittoria di grande immagine all'interno dei Penalty Awards giorno 1 a San Gregorio. Complimenti ancora. Grazie mille, sono onorato di ricevere questo premio. Ci vediamo allora venerdì. Assolutamente, grazie ancora, complimenti a Pietro Dell'Orzo, grazie ancora e un bocca al lupo per il proseguo della stagione in questa fase nazionale giovanissimi e allievi. Grazie ancora Pietro. Crepi e ciao a tutti. Ciao Grazie, a tutti. grazie Una Pietro buona serata. Dell'Orzo, Salve. direttore sportivo del Calcio Sicilia. Sono delle bellissime soddisfazioni, anche perché il linguaggio che usa Pietro è molto chiaro, Eccellente. eccellente proprio perché dà qualcosa di positivo ai ragazzi, inquadra anche i genitori che ha le idee chiare, soprattutto ha le idee insomma, chiare e precise, veramente inappuntabili. Tra l'altro il suo compito è stato sempre legato al mondo del calcio giovanile per scelta, e quando sei all'interno di un'organizzazione come Calcio Sicilia fa piacere pure lavorare, no? Certo, evidentemente, trovare l'humus, quello buono, È sempre chiaro, positivo. fa comodo. Assolutamente. Allora, proseguiamo perché adesso vi facciamo vedere la semifinale del campionato giovanissimi provinciali di Catania. C'è stato un scontro-incontro, la parola scontro non mi piace quando parliamo di settori giovanili, un bell'incontro tra il Real Palagonia e i ragazzini generali di Catania. Vittoria per i ragazzini e devo dire che è stata una partita molto intensa. La squadra del presidente Angelo Bellavia si scontrerà poi per la finale giovanissimi provinciali contro il Ciclope Bronte, squadra tradizionale del calcio dilettantistico siciliano. Un incontro importante, se non sbaglio tu l'hai pure visto questo incontro? Sì, ho visto un po' di partite, i ragazzi erano molto nervosi all'inizio, devo dire che... Ed era solo una finale provinciale. Però erano molto emozionati, palla a terra non ce n'è stato, poi quando l'allenatore ha cominciato ad arrabbiarsi sono venuti i risultati e 2 gol poi molto Lo spettacolo c'è stato poi. Sì, spettacolo. Benissimo, allora guardiamoci questo incontro Real Palagonia, ragazzini generali, giovanissimi provinciali. Il seminare di Catania torna ad essere palcoscenico di eventi calcistici di cruciale importanza con il match tra ragazzini generali e Real Calcio Palagonia. La partita valevole per la terza fase dei playoff del campionato giovanissimi provinciali è lo snodo cruciale per accedere alla finalissima. Ragazzini generali deve vincere necessariamente con 2 reti di scarto per superare nel mini girone l'Audax Pueri, altra compagine presente nel triangolare delle semifinali, e dunque per staccare il pass per la finale di domenica 27 maggio. La formazione di mister Calvaruso scende in campo con rodato 4-3-3, Guastella in porta, difesa con la novità Rizzuto, Squillaci, Cucinotta e Randis. Centrocampo a 3 con Cucuzza in cabina di regia affiancato da Cutore e Bellavia. In attacco largo al tridente composto da Abate, Magri e Indaco. Rispondere al calcio Palagonia con Blanco, Gianninò, Chiaramonte, D'Angelo, Longo, Di Bernardo, Dautri, Vaccaro, Travaglianti, Nolfo e Nicolaci. Dirige il signor Di Grazia della sezione di Acireale. La giocata che cambia l'inerzia della gara è per Palatifini. Squillaci anticipa un avversario al 7°, la palla arriva a Cutore che la smista per il play Cucuzza. Il numero 10 apre per Randis che a sua volta cerca Abate, l'ala si gira bene e serve l'accorrente Cutore che semina un avversario, entra in aria e serve sul palo lungo Indaco che sigla indisturbato l'1-0. Al 13° altro saggio di manovra ragionata per ragazzini generali. Il tridente Magri Abate d'Indaco funziona a meraviglia e riesce a spingersi con facilità sulla 3/4. Indaco prova nuovamente a servire Magri, ma il direttore di gara ravvisa un fuorigioco. I padroni di casa continuano a mantenere il pallino del gioco costringendo gli avversari ad un'opera di contenimento spesso rischiosa. Al 15° Cucuzza batte una punizione dal limite, l'opposizione di Blanco è imperfetta ma il palo risulta provvidenziale nello sventare l'occasione da rete. Al 17° altra occasione ghiotta per i ragazzi di Calvaruso. La punizione di Rizzuto viene spizzata da Cucuzza verso l'area avversaria.
Ne consegue un batti e ribatti che consente ad Abate di andare al tiro in piena aria. La conclusione tuttavia è fuori misura. Col trascorrere dei minuti non intende placarsi il mordente di Ragazzini Generali. Al 19esimo Cutore brilla in fase di interdizione rubando palla agli avversari. Il conseguente assist per Indaco è millimetrico, ma il tiro della punta viene deviato in corner da un puntuale Blanco. Real Calcio Palagonia fatica ad essere incisiva in fase d'attacco, costringendo il pacchetto offensivo a tentare la giocata, come accaduto al 20esimo con una volée di travaglianti da centrocampo. Il predominio territoriale di Ragazzini Generali si consolida al 23esimo con Cutore, magistrale ancora una volta in fase di rottura. Il centrocampista serve per Cucuzza che alleggerisce per Randis. Il cross è millimetrico, ma Indaco manca per un'inezia all'appuntamento col gol. Sul capovolgimento di fronte Real Calcio Palagonia si rende pericolosa con un'iniziativa personale di Dautri che però non c'entra il 7. La reazione degli ospiti viene archiviata nell'arco di un giro di lancette dal raddoppio di Ragazzini Generali. Rizzuto lancia verso la tre quarti, Abate spizza per Cutore e il centrocampista affonda il colpo sulla fascia ed entra in aria. Il suggerimento carambola su Abate e poi su Indaco che mette la palla in rete dando fonte ad uno spiccato senso del gol. L'ottovolante di emozioni non accenna però a placarsi al 28esimo su un corner dalla sinistra e Guastella a negare la gioia del gol a Di Bernardo sventando con uno splendido colpo di reni un'incornata che avrebbe potuto riaprire la gara. La sfida nella sfida tra Di Bernardo e Guastella si riapre al 33esimo con un tiro cross del numero 8 sul cerchio del centrocampo prontamente sventato dal portiere con un altro preciso intervento. In chiusura nuova sortita offensiva per Abate, bruscamente interrotta dal fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi. Il secondo tempo parte sul solco di quanto visto nella prima frazione. Ragazzini Generali ripropone una manovra compassata sfruttando Cucuzza e Cutore, autentici assi cartesiani nel terreno di gioco. Al settimo però Real Calcio Palagonia irrompe nell'idillio con un traversone dal fondo di Longo che semina il panico nell'area di Ragazzini Generali prima di venire addomesticato da Guastella. L'episodio scuote i padroni di casa in evidenza nell'azione successiva con un'ottima progressione di Indaco vanificata da una debole conclusione dello stesso attaccante. Al minuto 14 da un'altra iniziativa personale, stavolta di Cutore, che compie un autentico cost to cost portandosi in prossimità dell'area avversaria, ne consegue un assist per Bellavia che manda al lato da pochi passi. Altro giro di lancette ed è Cutore a servire nuovamente Indaco che fa tutto da solo prima di scodellare in mezzo un tiro cross che sfila pericolosamente nell'area piccola senza trovare la via della rete. La girandola di occasioni non accenna a placarsi e così al 17esimo Indaco recupera palla sulla tre quarti e serve Magri in profondità. Il capitano di Ragazzini Generali entra in aria e tira senza centrale lo specchio. Al 24esimo, dopo 3 occasioni insidiose, passano nuovamente i padroni di casa. Migniemi subentrato a Bellavia spezza la trama avversaria. Cucuzza lancia di prima Indaco che supera Blanco con un delizioso pallonetto che vale il 3-0. 2 minuti dopo Ragazzini Generali chiude definitivamente i conti. Cucuzza tesse per Randis che scarica sulle 8. L'ala subentrata a Magri entra in area di prepotenza e serve con un rasoterra Abate che sigla in scioltezza il gol del 4-0. Malgrado il passivo, Real Calcio Palagonia preme alla ricerca del gol della bandiera e al 28esimo su una sbandata della difesa avversaria sfiora la segnatura con Sipala, a cui Rizzuto nega la gioia del gol con un'ottima chiusura. L'episodio precede di appena un minuto il triplice fischio dell'arbitro che sancisce il successo di Ragazzini Generali e proietta il gruppo guidato da mister Giuseppe Calvaruso alla finale del campionato giovanissimi provinciale contro Bronte in programma domenica 27 maggio al Buonaiuto Somma di Mascalucia. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play. Vi ricordiamo che come al solito siamo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:30 sino alle 15:30. Vi ricordiamo altresì, come al solito, un nostro punto WhatsApp, un nostro recapito WhatsApp per mettervi in contatto con noi di Penalty Play, 328 5358 101, e poi anche un indirizzo email format tvpenaltyplay@tiscali.it. Altra cosa
cosa importante, perché adesso i social sono diventati assolutamente punto di riferimento per tutti coloro che vogliono seguire immagini, risultati, commenti, e in questo caso anche noi di Penalty non ci siamo fatti mancare ormai da parecchie settimane il collegamento live con la pagina per poter seguire naturalmente il nostro programma. La pagina è Penalty Live e lì potrete seguire appunto ogni pomeriggio la trasmissione Penalty Play e anche la domenica naturalmente la trasmissione classica Penalty, che parla principalmente di calcio dilettantistico. Siamo quasi in chiusura, anzi siamo ai finali. Complimenti dunque ai ragazzini generali, abbiamo portato fortuna a questo punto allora al presidente Bellavia, no? Beh, io alla fortuna non ci credo. La squadra è buona, ottima, ma ricordiamoci che il Real Palagonia ha giocato una bella partita. Certo. Forse in campo si sono emozionati, non erano messi bene. Per quanto riguarda le finali dunque del campionato allievi provinciali, sarà il Real Catania di Cassisa a giocarsi la finalissima contro la Team Sport Millennium, mentre come ho detto poc'anzi la finalissima del campionato giovanissimi provinciali vedrà di scena la squadra appunto che abbiamo appena visto dei ragazzini generali contro il Ciclope Bronte. Siamo quasi in chiusura, che dire, anche questa puntata insomma abbiamo gioito le vicissitudini del calcio giovanile, ci è piaciuta tantissimo, credo. Devo dire che come al solito tu sei perfetto e anche i Cambre, il regista perfetti, e anche le immagini, devo dire che ai nostri tempi non c'era niente. Tutto cambiato ormai, ora no? tutto cambiato, tutto è così bello, godiamocelo. Usufruibile anche su Facebook, dove tu non hai un account, poi ci spieghi. No, io non so non neanche che cos'è Facebook, non ho account, non ho nulla, io vivo la mia vita dell'800. Ti faremo comunque una bella lezione di ammodernamento, dai, ci dai questa possibilità, Salvo? Bah, nel futuro. Nel futuro, va bene. Grazie a Salvo che rivedremo la settimana prossima per una nuova puntata. Grazie a voi, siete stati gentilissimi. Di Penalty Play. Per quel che ci riguarda l'appuntamento ritorna chiaramente domani alle 14:30, domani mercoledì parleremo chiaramente del calcio Catania, del ritorno del Trapani che si scontrerà contro il Cosenza per cercare di ritornare in auge in prospettiva delle finali playoff che si sono già iniziati la settimana scorsa e che domenica vedono il ritorno in campo del Catania. Ringrazio come al solito il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, in regia Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie a tutti, appuntamento a domani ancora una volta alle 14:30 con Penalty Play. La vita è un soffio, corre come il vento. Verde ed io non so spiegarti come il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare. Sei il campione della vita e se tutto è un campionato con la strada in salita non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.